Oggi abbiamo presentato il mio libro Vaimo, uscito per la casa editrice Napoli Monitor, che racconta la storia del rap a Napoli, una storia che ormai quarantennale, essendo iniziata nei primi anni degli anni '80, il decennio degli anni '80, che si è sviluppata lungo questi anni, facendo fiorire una scuola che è importante, molto radicata, che ancora oggi sono tantissimi i gruppi di ragazzi che si cimentano in quest'arte, in quello che è il mondo un po' più complesso dell'hip hop, che come sappiamo contempla varie arti, oltre a quella orale del rap c'è il writing, l'arte del giradischi, no? Il DJing e il breaking, che è il ballo. Il libro ricostruisce questa storia partendo dagli albori, cioè dai primi ragazzi che cominciavano a sfidarsi in delle battaglie di breakdance nei parchi napoletani, per le strade, e ricostruisce un po' la sua storia, quella che è poi per me una storia poetico-musicale in lingua napoletana che si è sviluppata negli anni, diventando un pezzo significativo della cultura in città, soprattutto perché ha sempre utilizzato nella maggior parte dei suoi protagonisti un'arte in lingua napoletana, che è una nostra lingua viva, la lingua con cui comunichiamo tutti i giorni, e che continua poi una grande tradizione di poesia e musica, che è quella della canzone napoletana. L'idea era quella di ricostruire un pezzo di storia sommersa della città, soprattutto perché è fatta da persone che la città l'hanno sempre vissuta, come mi piace dire, a livello del marciapiede, cioè dove accade poi quella che è la vita reale della città. Una storia che si è sviluppata nel corso degli anni attraverso anche gruppi significativi che hanno avuto una ribalta nazionale, ed altri gruppi che poi sono rimasti in un ambito un po' più ristretto, ma che continuano una ricerca sia di stile, di metrica, che sostanzialmente è il racconto in versi della storia vera della città. Abbiamo presentato il prodotto, ovvero ho fatto conoscere quello che facciamo e come lo facciamo, ovvero la musica rap, il rap. In primo momento comunque c'è stata l'improvvisazione del freestyle con Alessio. Fuoco che brucia, luce che ha studiato e luce sta corsa veloce, caca chi conca poronga una voce, scita diventa feroce si viene sciatata. L'effetto di morse coperte che ancora tagliate già quando sono nate catene renare che ancora scetene una rinde che fuori radano soltanto i buci. Camponda sa zecca nel ponte pensando che pazzi cresciuti in zona raga per ne buona nessuno sono chi facete ciasci. Grazie. Ascolta bene, ascolta Mantarotta, ribuonanti e sa gente mi tratta coi guanti, tu vazzo in italiano in sardo, sempre in quelle sì, ascolta su maestro, impara a essere amico alle zin. Dopodiché comunque abbiamo fatto ascoltare quello che è il rap fatto in napoletano, quindi fatto ascoltare il flow di Napoli in sé per sé, come che va ad incastrarsi col discorso della poesia. Muova, mani e piedi, fammi vedere se ci vai o no. E se ti piace che sta sta qua, o beh, è tutto quanto alluccato, vai mo! Vai mo! Muova, mani e piedi, fammi vedere se ci vai o no. E se ti piace a nostra che sto sangue mostra, look, vai mo! Napoli reparte lancio segnala, reportaggio musicale, l'esperienza è primordiale, russa e maniacale, contro hip hop commerciale, Timberland parallela, di seguire lo stivale. Io personalmente ho presentato prima una strofa risalente comunque all'anno 99, era il 99 quando la scrissi, dopodiché poi mi sono avvicinato a quelle che erano delle strofe un po' più nuove, quindi sono passato da quello che era il mio linguaggio criptato da capire e da studiare per arrivare a capire realmente il messaggio, a qualcosa di un po' più diretto. A me è stato chiesto di leggere qualcosa di uno spettacolo che è stato scritto anche da me, che riprende l'Amleto di Shakespeare, è stato riscritto in napoletano.
Prima con sto Alessi lacrima fava, se fanesse ne regnere che lui è appicciata, ancora a buffare, si è sposata. Viscida, capo e non ce lo collo, ti è buttata. Da che le lenzuola sporche e non si va troppo per casa. Niente buono può venire, si è spaccato con me, perché sta bocca non può fare. Fusione nella tempistica delle cose, perché ci siamo alternati nel far capire l'importanza della lingua sia nella musicalità che nel messaggio poetico e diretto, ed è stato bello vedere pure, diciamo, il confronto proprio delle scuole di rap sardo e napoletano. Se l'avessimo Come se l'avessimo studiata, provata giorni e giorni, non ma avevamo provato nel niente. rap è così, No. Noi siamo abituati a questa cosa perché comunque accade. La cosa bella non è che io e Alessio avevamo degli stili differenti, ma già io e Gianni che veniamo abbiamo dalla una stessa nave. città, vedo nel suo rap, glielo dico spesso, come la CNN, il telegiornale di strada che alla fine sta là a raccontarti quello che succede per strada. Mentre il mio rap è un qualcosa che invece si va a sposare diversamente perché è inteso molto di più come esercizio stilistico e come concetto di musica, come la musica che va ballata quasi, la musica che alla fine tu ascolti e non è che devi capire per forza qualche cosa, sta lì semplicemente a divertirti per quello che uno Non è solo sta. questo, Non è solo, è un po' quello, un il tuo po' ultimo disco è quello. proprio. È un po' quello e un po' quello. Perché Il poi tuo ultimo disco è visionario il disco- totalmente, sì, cioè, sì, anzi racconti un sacco di cose, anzi Perché- è proprio a bordo di quel taxi, capito? Sì, perché un giorno ne succede un'altra. Gianni oggi mi faceva un discorso dove lui mi diceva, sai, spesso e volentieri sento MC monotematici che parlano sempre e solo della stessa cosa da anni ormai, nei loro dischi fanno magari 10 tracce. La cosa bella invece è capire che ogni giorno non è che siamo delle persone diverse, siamo delle persone con un bagaglio culturale formarsi giorno per giorno sempre di più, quindi riusciamo ad esprimere e abbiamo bisogno di esprimere tutto quello che poi incameriamo. Siamo delle spugne, no? Che fai il disco. Il suo disco è praticamente un viaggio in un taxi, un vero e proprio viaggio in un taxi. Quindi lui racconta, ogni pezzo racconta delle cose diverse, cioè ha sensazioni diverse che sono captate in questo viaggio. E alla fine, secondo me, a me è piaciuto molto. La musica sempre deve raccontare il viaggio, perché il viaggio alla fine è la vita. Ed è proprio questo parallelo